Diamo il benvenuto in studio a Raffaele Padrone, FSP Polizia, grazie per essere con noi, grazie. Grazie a voi, grazie a lei. Facciamo il punto, insomma, nel territorio stanno proseguendo i controlli da parte della Polizia di Stato, ma anche delle altre forze ovviamente dell'ordine, nonostante insomma, non manchino, come lo abbiamo reso noto più volte, tutte le difficoltà del caso. Sì, diciamo che purtroppo siamo davanti un fenomeno che si era andato a sottigliare, non era sparito. Quindi questi controlli sono dovuti proprio perché le conoscenze investigative hanno portato a una riconoscenza di questo fenomeno. E purtroppo devo dire che anche nelle scuole questa situazione è rifiorita. Noi sappiamo benissimo che non è un fenomeno che poteva sparire o che era sparito, perché insomma saremmo dei falsi a dire che il fenomeno della droga aveva smesso di essere. Purtroppo le condizioni socio-economiche di tante persone portano a questa situazione, perché va ricercato anche in questo. C'è persone che spacciano sostanze stupefacenti proprio per vivere. Questa è la grave situazione. Se prima negli anni 60 poteva essere una moda, oggi non lo è più, e chi spaccia, sappiamo benissimo, morte. Questa è la cosa più grave. L'assunzione purtroppo avviene in quei soggetti deboli, come sempre sappiamo, ma lo spaccio, secondo me, deve essere una cosa molto più punibile, perché chi spaccia la morte. Ecco, sempre restando a parlare sul fronte controlli, tanti politici insomma, chiedono che vengano implementati i controlli soprattutto nei centri storici a favore dei commercianti, magari non comprendendo quella che effettivamente è la reale necessità e la reale criticità che sta vivendo il corpo, ma non solo. Sì, l'ho visto anch'io quest'oggi nei testi, nelle nostre testate giornalistiche locali, ho letto di questa richiesta, però io questa cosa a me fa fastidio quando il politico di turno, che sia di destra che sia di sinistra, fa un'esposizione di questo genere nel dare o nel chiedere al prefetto o al questore maggiori controlli. Il questore che mette in campo gli uomini, mette in campo gli uomini che ha. Certo. Andare sul giornale per proporre, per fare la sceneggiata di chiedere uomini e poi non costituire poi nulla in sé, è solo far vedere, è solo far vedere. Io, guardi, sono amareggiato tante volte perché io grido da questi teleschermi e da tanti altri, dalla TV nazionali, grido questa situazione che nel tutto il territorio nazionale, no, mancano circa 30.000 uomini, figuriamoci. Ma ognuno guarda la propria provincia, la nostra provincia è in Friuli, Venezia Giulia, c'è una grave mancanza di personale. Poi ci spariamo magari le pose facendo una riapertura di Schengen, che giustamente deve essere, e poi magari ci lamentiamo perché i controlli rallentano il traffico. Cioè siamo un po' italiani sotto questo aspetto. Allora, se non si fanno i controlli sappiate che non si trova la gente che nel nostro territorio non ci deve entrare o ci deve entrare con i documenti in regola. Vi dico che insomma in tanti anni di controlli ai confini non ci sono state le espulsioni che ci sono state in questi ultimi 15 giorni. Oltre 30, cosa mai successa, vuol dire che serve il controllo. Se serve il controllo, la politica di destra deve dare per forza la mano alla sinistra e viceversa, perché la sicurezza non ha un colore politico. Quindi se noi abbiamo maggiore sicurezza, maggiori uomini sulla strada, noi che siamo, ripeto sempre la frase, i contribuenti della sicurezza, possiamo stare tranquilli. Cioè ci sono situazioni dove oggi la gente non può andare in centro, non può andare in piazza perché rischia non dico di essere aggredita ancora nelle nostre città, ma scippata sì, derubata sì. Allora se questo deriva dal numero di uomini che ci sono in strada,
Per favore, abbiamo fior di politici, abbiamo da ministri, sottosegretari, onorevoli in tutto il Friuli Venezia Giulia. Vogliamo pensare a Pordenone? Bene, ne abbiamo a zeffa, no, di queste persone. Allora, amici, dal prefetto non andate a chiedere gli uomini, portateli gli uomini. Torneremo sicuramente a parlare di questo importante tema. Grazie Raffaele Pedrone per essere Grazie stato a con voi. noi. Restiamo a parlare di controlli perché nelle scorse ore è stato effettuato proprio un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti. L'attività ha visto l'impiego di personale qualificato appartenente alla Polizia di Stato, l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico Squadra Volante, nonché con il supporto della Polizia Ferroviaria di Pordenone e 2 unità cinofile di Padova e il reparto Prevenzione Crimine Veneto. Durante il controllo, che ha interessato la stazione ferroviaria di Pordenone e il piazzale delle Corriere adiacente, Parco Querini e Largo San Giorgio, un giovane 17enne è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale in quanto trovato in possesso di circa 1,66 grammi di hashish.